Volkswagen Up si rinnova, incrementa prestazioni ed autonomia. Pensando alle agevolazioni destinate ai veicoli green, potrebbe essere la tentazione per passare a un'auto full electric. Fin dalla nascita Up è stata pensata e progettata per diventare una city car elettrica. Per questo motivo sulla versione a batterie gli spazi non sono stati stravolti e possono trovare posto facilmente e comodamente 4 occupanti, visto anche l'accesso dagli sportelli posteriori. Il passo lungo aumenta l'abitabilità e comunque offre un buon handling. Le sospensioni sono ben tarate e ci permettono di superare con dolcezza tutte le asperità. Il motore dispone di diversi profili di guida, standard, eco, eco plus. Queste aumentano o diminuiscono la potenza versus l'autonomia. Lo sterzo è leggero quanto basta per essere comodo nelle manovre, ma sempre preciso. È compatta ma ben dotata, perché il guidatore può contare di serie su un sistema anticollisione alle basse velocità e rilevatore di corsia. Al motore full electric è abbinato un selettore che serve a innestare la D o retromarcia, ma soprattutto a scegliere i livelli di recupero. Ed è proprio sulla parte elettrica che il nuovo Up ha avuto importanti upgrade. Infatti ora ha una potenza di 83 cavalli e ci consente percorrenze fino a circa 260 km, con scatti al semaforo da piccola sportiva. La ricarica delle batterie può essere effettuata presso colonnine pubbliche, dove può impiegare per un pieno circa un'ora, oppure possiamo decidere di utilizzare la rete domestica a 7,2 kW, dove i tempi per un pieno si aggirano intorno alle 7 ore. Nuova Up si conferma facile, ben progettata ed equipaggiata. Una proposta alla portata di tutti per iniziare col full electric. Per anticipare l'entrata nella nuova mobilità, contatta Volkswagen Vicentini.